In una conferenza stampa ha presentato la riqualificazione di San Leone, a quanto le chiedo la riqualificazione di Villaggio Mosè? Intanto San Leone è un finanziamento, mi piace questo poterlo sottolineare, non con fondi di bilancio, e tutti gli investimenti che si stanno facendo in città non riguardano il bilancio, che come si sa è in una condizione veramente drammatica. Qualcuno potrà dire che non è diverso rispetto al resto dei comuni siciliani, certamente Agrigento ha un suo fardello assai pesante. Queste erano risorse dell'ordine dei 470.000 euro recuperate sul ribasso di precedenti interventi pubblici, e quindi fu un'azione, come si dice, di pulizia del residuo che siamo riusciti a disincagliare grazie al provveditorato interregionale delle opere pubbliche. È un intervento che avrà un costo su San Leone di circa 360.000 euro, più altri 3 interventi minimali di manutenzione straordinaria, 2 dei quali nel quartiere di Fontanelle, ed è un'operazione che ci consentirà finalmente di poter acquisire quella piazza che San Leone da tempo cerchiamo, cioè via le macchine da lì, la piazza che ha un ingresso immediato diretto alla Battigia, e questo credo che un po' così come accade nei lidi più gettonati, penso a Mondello, penso a Rapallo, San Leone avrà questo suo momento. Villaggio Mosè? Villaggio Mosè, come tante altre aree della città, fanno parte di azioni di riqualificazione che riguardano per esempio agenda urbana che prevede interventi sulla mobilità, disegna anche su Villaggio Mosè rotatorie, spazi comuni. Mi piace però poter dire una cosa, che pur in un tempo di difficoltà, al di là degli investimenti di terzi come sarà agenda urbana, che è il prossimo futuro dei prossimi 10 anni, perché 18 milioni di euro non andranno a regime, regione permettendo, nel 2019, ma racconteranno una quantità di investimenti che da qui ai prossimi 10 anni, cioè non si lavora per le prossime elezioni, ma si lavora per il futuro della città. Intanto si riqualificherà anche il quadrivio Spinasanta grazie ai fondi dell'autostrada. Il quadrivio Spinasanta, per fortuna siamo già in fase oramai molto avanzata e andremo in consiglio comunale per i vincoli preordinati all'esproprio, però è un progetto completamente rimodificato rispetto alla cattedrale nel deserto che era stata pensata, che sostanzialmente non era neanche parielata. Si fa la rotatoria, ci sarà un'area di parcheggio e ci sarà soprattutto la strada di collegamento con la nuova chiesa che è in costruzione. Senza questo intervento quella chiesa sarebbe stata realizzata, ma sarebbe stato impossibile poterla raggiungere, quindi chi la finanziò non pensò alla strada. Vorrei chiederle tante cose come il viadotto Petrulla, il viadotto Morandi. Il viadotto Petrusa, mi pare che oramai ci siamo proprio, no? La storia è che qualcuno si era dimenticato, quando fu fatta la 640, si dimenticarono di questo asse di collegamento, quindi tagliando fuori un pezzo della nostra città, la parte di Petrusa. Quando arrivammo in città ci rendemmo conto di questa enormità, l'abbiamo segnalato all'ANAS e devo dire, dopo averla segnalata e aver fatto un'azione di un certo tipo di lobbying sui vertici romani, alla fine quest'opera non era prevista. Alla fine non solo hanno prevista l'opera, ma mi pare che in tempi, dal punto di vista dal momento in cui gli è stata segnalata la emergenza alla realizzazione, i tempi stanno andando veramente